Buongiorno, i titoli con le principali notizie. Torna presto, abbiamo bisogno di te, fedeli in preghiera anche in Sicilia per Papa Francesco, ricoverato da giorni al Gemelli per una polmonite bilaterale. A Catania ancora la truffa dell'incidente del falso avvocato. La vittima, di 99 anni, aveva partecipato ad un incontro sul tema, si accorge del raggiro e denuncia. Palermo, un'altra notte di violenza, turisti accerchiati e rapinati, auto usate per sfondare vetrine senza rubare nulla, gomme delle auto squarciate. A Catania il comune intensifica il servizio di controllo sui rifiuti, ma alcune zone restano nell'abbandono. Questa è la situazione in via Re di Puglia. Da martedì sarà possibile ottenere il reddito di povertà, il nuovo sussidio della regione siciliana, una tantum di 5.000 euro per le famiglie in difficoltà. Ecco i requisiti per richiederlo. Il Museo del Cinema di Catania accoglie la macchina da presa inventata negli anni '20 da Gaetano Ventimiglia, operatore di ripresa che lavorò anche con Alfred Hitchcock. Calcio, Serie C, il Catania fra poco sull'incampo dell'Altamura, cerca il riscatto, il tecnico toscano chiede ai suoi una nuova prova di coraggio, Messina e Trapani verso il derby di lunedì. In Serie B il Palermo in trasferta a Cosenza per invertire la rotta, panchina pericolante per Dionisi in assenza di risultato positivo. Buongiorno e buona domenica. Lo sapete, Papa Francesco è ricoverato da quasi 2 settimane per una polmonite bilaterale al Gemelli di Roma. Oggi nelle parrocchie delle diocesi italiane si prega tutti insieme durante la messa della domenica per le sue condizioni di salute. Sentiamo Simona Mazzona. Un grande Papa e giustamente sta in un momento particolare e giustamente dobbiamo pregare per lui. Dall'Italia all'Argentina, tutto il mondo unito in preghiera per la salute di Papa Francesco, da quasi 2 settimane ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Le sue condizioni tra alti e bassi stanno tenendo la comunità cattolica col fiato sospeso e per questo motivo in tutte le parrocchie delle diocesi durante la Santa Messa domenicale un pensiero è stato rivolto al Santo Padre. Qui siamo in una delle parrocchie di quartiere più frequentate a Catania, la Madonna della Salute, dove i fedeli si sono stretti in preghiera affinché Bergoglio superi questa difficile prova. Siamo tutti preoccupati per il Santo Padre perché giustamente siamo tutti affezionati a questa cara figura che è stata per tante persone veramente un punto di riferimento. Preghiamo soprattutto la Santa Vergine di Guadalupe, a cui lui è particolarmente devoto. Speriamo che il Signore intervenga con la sua potenza e con la sua grazia. Noi nel nostro gruppo stiamo proprio facendo giornalmente la preghiera proprio per Papa Francesco. Intanto le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto il Papa non è fuori pericolo, recita l'ultimo bollettino medico diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, mentre la comunità si stringe forte perché ancora non lo si vorrebbe lasciare andare. Chiediamo al Signore la guarigione, perché pensiamo appunto che il Santo Padre può ancora darci tantissimo e poi ci siamo umanamente anche affezionati, però sappiamo che la morte, cristianamente parlando, non è la fine di tutto, ma è una fase nuova che ci apre all'incontro definitivo col Signore. Speriamo che questo incontro col Signore, umanamente parlando chiaramente, possa protrarsi un po' più in là. A Catania siamo alla cronaca, ancora una truffa dell'incidente del falso avvocato ai danni di una persona anziana. La vittima, di 99 anni, aveva partecipato ad una conferenza antitruffa e così si accorge del raggiro e denuncia. Emanuela Corsi. Il metodo è sempre lo stesso. Il truffatore individua una persona anziana, la chiama al telefono, si presenta a casa spacciandosi per avvocato o carabiniere e si fa consegnare soldi o preziosi per risarcire un'ipotetica persona rimasta ferita in un incidente stradale causato dal figlio o dal nipote della vittima del raggiro. È quello che ha pianificato anche un 20enne catanese, già pregiudicato ai danni di un uomo di 99 anni. Peccato che il quasi centenario aveva partecipato ad una conferenza antitruffa organizzata dalla parrocchia e si è accorto
all'aeroporto del raggiro. All'ora di pranzo il telefono di casa dell'anziano ha iniziato a squillare. Dall'altra parte un sedicente avvocato lo informava che sua figlia aveva causato un grave incidente stradale e che per risarcire la vittima, una donna in stato di gravidanza, era necessario pagare una cauzione di 16.000 euro. L'anziano, inizialmente preso dal panico, ha risposto di avere in casa soltanto qualche centinaio di euro, ma il finto avvocato si è accontentato della cifra che dopo poco è andata a ritirare. Dopo pochi minuti però ha richiamato la vittima, raccontando che la donna investita non giudicava sufficiente la somma e che voleva anche dei gioielli. A quel punto l'anziano si è ricordato di aver partecipato ad una conferenza antitruffa tenuta dai carabinieri dopo una funzione religiosa e ha capito di essere vittima di un raggiro. Ha interrotto la telefonata, ha chiamato la figlia, che naturalmente ha smentito di essere stata coinvolta in un incidente, e si è recato in caserma per sporgere denuncia. I militari dell'Arma, visionate le immagini di videosorveglianza della zona, hanno identificato il giovane catanese che era già stato arrestato per aver messo a segno un mese fa una truffa identica ad Agrigento. Turisti accerchiati e rapinati, auto usate per sfondare vetrine senza poi rubare nulla, gomme delle auto squarciate. Un'altra notte di violenza di strada a Palermo. Maglio Viola. Ancora una notte di rapine, furti, violenza e vandalismo a Palermo, e ancora una volta la violenza di strada scatta proprio in quel centro città che una volta era il salotto buono. 3 turisti tedeschi sono stati aggrediti e rapinati in piazza Vigliena, ovvero i 4 canti di città. Secondo quanto hanno raccontato, sarebbero stati accerchiati da 5 persone che li hanno rapinati di cellulari, portafogli e documenti. Le vittime hanno poi denunciato tutto ai carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili. In un'altra area della città, invece, nuova vetrina spaccata con l'automobile in un distributore di benzina EOS. È successo in via Leonardo da Vinci. 24 ore prima era stata sfondata la vetrina di un altro impianto a Capaci. I ladri hanno rovistato negli uffici, ma senza portar via nulla. Indagini in corso invece su un atto vandalico in via Piersanti Mattarella, dove sono state squarciate le gomme di 5 autovetture senza alcun apparente motivo. Venerdì scorso, in via Roma, poco distante dal luogo dell'aggressione ai turisti della scorsa notte, era stato fermato invece un cittadino iraniano che da 2 settimane aggrediva i passanti e li picchiava senza motivo, mentre ieri erano stati presi di mira le vetrine di un negozio di calzature sfondate con un'automobile. Nei giorni precedenti altri negozi di ogni sorta avevano subito lo stesso destino. Precipitano con la macchina facendo un volo di 20 metri da un viadotto vicino al cimitero di Scordia, siamo nel Catanese, feriti 2 fidanzati che poi sono stati soccorsi. Salvo Cona. Stanno bene i 2 giovani fidanzati, 26 lui e 22 anni lei, che a Scordia, lo scorso 8 febbraio, sono stati soccorsi e tratti in salvo dai carabinieri dopo che l'auto sulla quale viaggiavano, di ritorno da una serata tra amici, nel percorrere il tratto delle SP29 antistante il locale cimitero, ha sfondato il muretto di contenimento della carreggiata, distruggendolo e precipitando nella scarpata sottostante dopo un volo di oltre 20 metri. L'auto è finita in un agrumeto a pochi metri dal torrente Cava. È stato lo stesso giovane, sbalzato fuori dall'auto durante la caduta nella scarpata, a telefonare al 112, permettendo ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia di arrivare prima del 118 e intervenire nonostante il terreno accidentato e reso viscido dalle piogge. All'arrivo dei vigili del fuoco giunti da Palagonia e del personale medico, i 2 fidanzati sono stati soccorsi e poi trasportati, uno presso il pronto soccorso del Policlinico e l'altra presso quello del San Marco di Catania, dove è stato accertato che non erano in pericolo di vita, ma avevano riportato ferite lievi. A Catania il Comune intensifica il controllo nella raccolta e soprattutto anche nella raccolta dei rifiuti, ma alcune zone restano però nell'abbandono. Noi oggi vi mostriamo la situazione che c'è in via Re di Puglia. Montagne di spazzatura ad altezza d'uomo, sparse ovunque, su quel che resta dei marciapiedi sventrati dai mezzi meccanici in occasione dei rari momenti di raccolta ed in prossimità delle scalette, quasi off limits ai residenti di via Re di Puglia. Entrare ed uscire dalla propria abitazione non è agevole e chi resta in casa non può neanche affacciarsi al balcone. Purtroppo ci dobbiamo convivere, non ci possiamo fare niente, un bel po', mi sembra che ha una settimana che non vengono a ritirare.
Eppure lei la raccolta differenziata la fa, vedo che è tutto attrezzato. Sì, come lei ben vede abbiamo anche i sacchi messi là, a parte che i bidoni già sono pieni. Tra il giardino di casa e le scalette ci sarebbe il marciapiede, eccolo, somiglia ad un sentiero naturalistico. Purtroppo siamo in via di Puglia e non siamo in via Etnea. Questo signore non ha torto, in effetti via Etnea è lontana anni luce, lì è il salotto buono della città, qui sembra una succursale della discarica di Lentini. Esasperati i cittadini, in via Re di Puglia c'è gente che paga la salata Tari e che differenzia in modo corretto. 292 completa. E che ora dovrebbero arrivare, speriamo che non ci siano aumenti, ma siamo regolarmente che paghiamo le bollette, io gliele posso anche far vedere. Da quando hanno tolto i cassonetti, noi facciamo la differenziata dall'altra parte, ma qua non ci sono né bidoni né niente, siamo dimenticati. Serve una repressione, solo in questo modo purtroppo si può trovare una soluzione, perché qui mi credo è invivibile. Nel muro si scorge un cartello, area sottoposta a videosorveglianza, ma è solo un deterrente e lo sanno tutti. Le telecamere non ci sono ed allora servirebbero maggiori controlli. Il comune di Catania, forte di un potenziamento dell'organico della polizia municipale, ha annunciato un giro di vite contro gli incivili, ma l'offensiva riguarderà anche via Re di Puglia? La speranza dei residenti, si sa, è l'ultima a morire. Una breve pausa e poi ci occuperemo del reddito di povertà. Da martedì sarà possibile ottenere il reddito di povertà, il nuovo sussidio istituito dalla Regione siciliana fino a 5.000 euro per le famiglie ovviamente in difficoltà. Ecco quali sono i requisiti per richiederlo. Marco Gullà. In una Sicilia che continua ad essere flagellata dalla disoccupazione e povertà, da martedì sarà possibile richiedere un nuovo sussidio. Si tratta del reddito di povertà. Questa misura potrà essere richiesta esclusivamente dai residenti nell'isola e nello specifico si tratta di un bonus erogato una tantum fino a 5.000 euro. E questa è la cifra massima ottenibile da famiglie che si trovano prossime alla soglia della povertà. Da martedì 25 febbraio dalle ore 12 e fino al 15 aprile alle ore 17 sarà possibile presentare questa nuova domanda, quindi la domanda del reddito di povertà introdotta proprio dall'ARS della regione siciliana. Potranno partecipare tutte le persone che hanno un ISEE al di sotto dei 5.000 euro, tutte le persone che sono residenti in Sicilia da almeno 5 anni. Quindi i requisiti sono questi e poi non avere commesso dei reati mafiosi, non avere un componente che ha commesso dei reati mafiosi importanti negli ultimi anni. L'importo potrà variare in base all'ISEE con l'introduzione di una gradatoria che terrà conto del numero dei figli, della loro età e di altre situazioni specifiche come nuclei familiari monogenitoriali vittime di violenza. Una nuova misura per aiutare tante famiglie in difficoltà. I numeri infatti della disoccupazione in Sicilia continuano ad essere allarmanti. C'è tanta gente povera, i disoccupati sono veramente tantissimi in una città che potrebbe offrire tanto, ma in realtà quello che vediamo sono tanti disoccupati in cerca di lavoro, sono tante quindi le persone che percepiscono l'assegno di inclusione, il supporto per la formazione del lavoro e che quindi si trovano in difficoltà e devono chiedere un sostegno da parte delle istituzioni, non perché loro non vogliono lavorare, ma perché proprio manca la materia prima. Il Museo del Cinema di Catania accoglie in dono la macchina da presa inventata negli anni 20 da Gaetano Ventimiglia, operatore di ripresa che lavorò anche con Alfred Hitchcock. Orazio Longo. Il barone Ventimiglia, così lo chiama il grande regista Alfred Hitchcock, tanto da inserirlo nei titoli del suo primo vero film, The Lodger del 1926, come Baron Ventimiglia. Ma il barone altro non era che Gaetano Ventimiglia, operatore di ripresa, definito dalla rivista francese Ciné Mirror come asso tra gli operatori più celebri. Ventimiglia era nato a Catania per poi spostarsi in tutto il mondo fino a diventare operatore di ripresa del maestro della suspense Hitchcock nel suo periodo inglese. Sono passati 100 anni da allora e a Catania è tornato un pezzo di quella storia, la macchina da presa OG300, inventata da Ventimiglia e ora donata dai suoi nipoti al Museo del Cinema della città, dove sarà presto esposta in modo permanente. Poi la macchina è stata perfezionata, infatti ci sono disegni di vario tipo e poi alla fine è arrivata la forma definitiva. Credo che ne siano stati fatti un paio di esemplari
ma gli altri sono spariti, questo è l'unico rimasto. Questa è un'innovazione, cioè questa si carica uno chassis, infatti probabilmente gli accessori erano più chassis, per cui c'era quelli che caricavano la pellicola per fare più velocemente. Oltre alla OG300, Ventimiglia diede anche vita alla fortunata VistaVision, cinepresa a scorrimento orizzontale che, modificata, venne utilizzata per realizzare diversi film, tra cui Il Gattopardo di Luchino Visconti. Una breve pausa e poi ampia pagina dedicata al calcio con Palermo e Catania in trasferta.